Ahia, ma è stata lei. È sino malato. Sempre con che la faccia a te. Ecco, può chiudere. Il re si rignante, si vado troppo. Il mio marito. Non mi ha mai ben detto, no, ma. Serve per capo. Poi, mamma, sarizio e tu sei ancora preparato. E che ci vuoi fare? Sono di malinconica natura. Mi prendo sempre pensieri imposti e tristi, come ben dice la mia triste figura. In eccesso ho la bile nera, poi per te manata, o per te. Se fossi sanguigno, mi farei un solasso. Ma con la bile nera come faccio? Tengo tutti i visceri reputati. O stomaco non dice, si sta chiuso o sta affamato. Ma sono ridotto stufeca di un morrino, ma sono passato fuori in giù. Tengo tutti i visceri reputati. Ma saggi tutto no. A Bresturiamo ridotto una zozzuta. Per colpa è sempre sporca, cullato spia, i poveri assassini. Ognuno di loro sapere come si ingegna a ridurre l'oriamo in aula alla foglia. Mentre tutto là di regno, da sud a nord, da levante a ponente, si fanno più ricchi e più potenti. A me voto mi pare fare una cosa contro la natura, cercando di portare un po' di civiltà per raddrizzare sta città. E viene pure tu a festa. Maestà, se vi posso consigliare l'iperico. Ecco! Sempre l'Imerica, io chiamano pure l'Evere San Giovanni, e non parlate troppo scienziati, che di queste cose non ne sanno. Oltre a rilassare la pelle e a distendere le rughe e a fare le cosce e le zizzette toste, mette pure il buon umore in collo. Sappiamo che tempo a stessa sta più all'era, ma stimano troppo all'era. E allora proibettono come erba pericolosa e creata da Satanasso in persona. Perché questa pianta fa avere visioni di quello che succede in Dananna se te la metti sotto al cuscino per festi San Giovanni. Come per esempio, no, che sta spuzza, o savio no, cavalla, te levi tutte puzzate e ti fasci fresco con mano rozza e scaccia i pensieri e ti rilassa. Sì, e lo sappiano questa figliola che per fare i bidè ci vuole il bicarbonato, che ti disinfetta la ciuccetta, lui no per purifica gli odori e cancella il ricordo e costa più amore. No, queste figliole di oggi non sanno proprio niente, ma che ci ha imparato a fare la mamma? È stata all'era, che si è raggiunto che capino con cuore, ti passi per un genio e fa l'ambura. Un po' britannico. Non ti preoccupare. Torta vai. Certo, non è una bella cosa, Allora, tanta sorte che rate, sti banchieri e sti mercanti, o fai chi sfuggiare, pezzi un giro. E oggi a così le cose, beh, un banchiere fiorentino è più potente in un re e in una regina. Già si può, ci vuole fare, non mi ha già preparato. E fa proprio la testa su belletta. E dimmi come va questo corsetto. Non ne può di più questo banchiere. A 50 anni a versiccia da vendere. E con te va di Siena mi nascondo il rossore, non si improvvisi, così da sembrare assai donna di mondo. Ma se troppo rossore si nasconde e non vede più sul nostro viso quel rossore che appaia improvviso, possiamo non sembrare più tanto pudibonde. E sulle ciglia ci va un po' di marrone, che rende più definita l'espressione. La bocca rossa con succo di lampone, un po' di polvere di diamante che serve a rendere la pelle più brillante. E sotto gli occhi ci va il nero, che fa lo sguardo intenso e pieno di mistero, così da intrigare anche il cavaliere più austero. Ma che fa sembrare più giovane se bilanciato sulle palpebre color rosa. Il nero e il rosa ci fanno ricordare ciò che ogni donna deve essere e sembrar, deve essere casta ma libidinosa, che sia pudibonda e sia licenziosa, e sia veneconda ma anche lussuriosa.
l'acqua santiera e che per la via vada tutta altera, che stia bene in vista e se ne stia scusa, voglio che sia ingenua eppure maliziosa, e che con la gente metta maniera, ma deve essere pure invitante appetitosa, faccia le sembianze candida e amorosa, ma che si dimostri d'uom troppo vogliosa, e il suo casto onore sia gonfaloniera, d'ogni sua speranza sia la dispensiera, la nasconde purché la sbandiera. La donna è preda, l'uomo è cacciatore, ma se cambia poi la sua funzione, e da preda diventa predatrice, l'uomo resta in sospeso e poi che dice deve essere ogni donna sia fiammetta che Beatrice, deve essere ogni donna sia fiammetta che Beatrice. E poi c'è la cosa più segreta che mi donna un Zitta! Caccia scorre! Il seo è nulla da sapere. Ma che è sta cosa che? Se non me lo dici da me! Ciò dici, ma... Soltanto se promettete sul vostro onore di non dire niente a nessuno. Non prometti, Prometto sul mio nome. No, ma fa la formula di giuramento, fa come un giuramento. Ripetete presso a me la formula di giuramento. La mia parola di uomo La mia parola donna è una sola. È una sola. E se non la mantengo, E se non la mantengo, mi chiamerete mi chiamerete Bordaiuolo. Bordaiuolo. Poi, come ti permetti? Impudente! Vabbè, la ricca c'ho prima di 1, 2, 3. Chi Il bello, bello pare, tanta pena da fare. Che significa? La prima cosa, a ceretta. A partire dal viso, perché se Picasso l'amante appassionato, se avesse trovato sfizio di mordicchiarvi la buzze, si potesse trovare sotto il muso qualche filo di baffo. Tutte cosce se ne pilano perfetta e lisce come quelle una figliola. Pure scende. Le scelle non se ne pilano, ma sanno lavare buona, perché l'adora a nasci fuori, con tutto quello che succede. Devono stimolare l'uomo, ma il dovere suo. Terribile pupa, invece ci sono varie disquisizioni. Per esempio, so che a Pandolfiello gli piaceva china di figli. Ah, tu che ne sai? Per quello che mi ha detto, qualche figliola. Potevo poi spiegare che la villa floridiana e tutte le giardine Castelcapuana erano nei popoli e le piaceva quel frutto al naturale. E a questo bello marittiello, come gli piace la sfogliatella? Mi fa soffrire dell'inferno, avevo tutta depilata e non parliamo poi di latte. A chi fosse? Io ero il duca, con prima parte mia, No. detto l'ambizioso, era giovane e focoso. Era giorno assanguato e avevo tutta le pilate, le tante, ma perché non era giù passato, quindi guarda che passato. Oh, bella poverina. Tanta voglia da patente. Dopo questa dolorosa operazione, da mano femminile un bel massaggio che rende la pelle vellutata e la prepara alla durezza innata del tocco maschile rude e selvaggio che, al di là d'ogni singolo retaggio, è comune ad ogni uomo in cui ci si avventura, vuoi se plebeo o di nobile fattura. Ogni punto del corpo ha sua valenza e ciascun d'esso si profuma con diversa essenza. Sul viso adore rose, con gocce di fragranza, che scendono pian piano alle punte dei boccioli. Rinto allicola, adore gelsomina, che spinge il nostro amante a tambur battente, spronandolo senza che più lui capisca niente. E dietro i lobi gocce di lavanda. Ai piedi poi, ma va comando, senza mai manco un callo. L'ogna longa, allustrato con lui a oliva, e con un po' di cammilla, e pittato con le nere,
che la terra causa una femmina africana. La biancheria al primo incontro sempre bianca, perché l'uomo ha da pensare che anche se per voi non è la prima volta e isso sarà troppo buono, non vi lusingate, ha da pensare che voi lo volete così bene, ma così bene, ma così bene, ma così bene, che pure se isso non è il primo, per voi è l'amore più grande che sto mondo e per isso deve essere la stessa cosa. Poi, se io stato per perdere, ma raccomando, o russa, specialmente Augusta, che avrà chiuso con tutte che li stringa, con una perla più preziosa che sta terra. E avete voi, mentre vi scioglie, guardandovi, con solo quella in cuore, mentre voi non lo guardate, che se no si mette scuro. Allora me da tenere un tempo e pensare, e da tenere uganza indovina, e da tenere a fantasia si immaginare tutto quello che vi facesse per fare. E mentre scioglie a una quelle streghe che l'hanno incatenare, ognuna di quelle, come le fascine vogliano le streghe, e quante più ne sono, più l'attaccano, e dentro quei lacci là si deve impantanare, come bello che siamo femmine e nave. E scarpa sempre vera, perché a così sta dentro e fuori, che state per venire sempre in canna, che stiamo là per là con abbandonando. E poi perché una femmina opera, c'era l'amante sua che va più bene. Ma se pardon troppo rapite, se lo per ottenere cose da voi già stabilite. Dell'ars amatoria nel pieno esercizio potrà l'amante conquistare ogni orifizio, ma ora che voi li siete sottomessa, mettetegli davanti solo quei fori che non volete che egli se ne impossessi e non ciò che volete che gli violi. Ciò vi farà capir tale artifizio d'ogni uomo qual sia la sua natura, di com soddisfi ogni proprio sfizio violando o no la vostra fenditura che voi avete offerto proprio ora. Ci sta chi si butta a precipizio e chi pretende invece altra apertura, e c'è pur chi finge di non capire il gioco e cerca un altro indizio, un altro loco, come faceva quando il fello a loco, che procurava a me gioia e supplizio e che ci univa più d'altro argomento nell'esclusivo e grande sodalizio. Da ciò che un uomo fa nella tua alcova potrai capire il suo temperamento, perché a vedere qual che sia il suo vizio, di chi sia lui potrai avere la prova e farti su di lui il tuo giudizio. E parlerò al fin del bacio e della bocca, che sacro varco più d'ogni altra porta, e dell'amore è il più grande segno. Vedete ben perciò chi ve la tocca. State voi perciò sì bene accorta a chi darete questo vostro pegno. Il bacio è la cosa più sconcia, casta e bella. Ve lo nega la puttana, ve lo dà la verginella. Ma guardate quanto è bella la regina nostra. Guardate, con queste perle vicino alle orecchie, con questo diadema sulla fronte, con questi anelli. Guardate, ma che doveva fare senza queste pietre preziose, senza queste sciacquiglie? Ma guardate che riflessi, che colorito sul viso della monarca fanno questi smeraldi, questi zaffiri, questi rubini, questo diadema incastonato di ogni ricchezza. Ma che doveva fare senza tutte queste meraviglie, senza questi bagliori di luce? Che doveva fare? Il funerale doveva fare. Il funerale doveva fare, mi fa funzionare. Guardate quando sorride, che spettacolo si apre. Sorridete, maestra, sorridete, vi prego, fatelo per me, sorridete, maestra, guardate che spettacolo si apre, sorridete, Ma che stai facendo, guardate che spettacolo si apre quando sorride, è come il sole che splende a mezzogiorno, è come si fa a non avere invidia di chi le sta sempre attorno. Ma non è brutto tutto sto spreco da fanaleggi. Ma che dicete? Oggi neanche i contadini rinunciano a tenere un filo di pelle intorno al collo e noi regine se perde la femmina qualunque. Proprio perché queste sciacquiglie le porta chiunque. La regina non avesse paura. Ma se tu mi volessi bene, avessa fa una legge che avrebbe chiunque perlomeno castellana a tutte le stesse cose che porti caso sopra.
Quindi dovrei fare una legge su un tuo. Bravo, come intelligente. E che faccio? Basta. E prendiamo più assai questo colpetto. Fa già variare in mezzo a essere sul banchiere fiorentino. Su sovrana e sorrigina. Ah, no! Ah, così, ma vai più ricciato! Ah, così secco, ma pare vagabonda, ma è proprio torricciato. Ma io non posso fare miracoli. O vi fate un poco più secca e non ricciatate, o vi fate un poco meno secca e pigliacciato. Posso considerare. A me va sempre. È possibile che abbia un trasso. Fino all'altro ieri vi andava. Io ve l'ho anche allargato, ve l'ho cucito con queste mani mie. Dite che non vi trasse e mi mortificate. E l'altro era per trasere un buon trasso, a voi. Vi trasse o non vi trasse, con voi è una cosa da momentanata e non dipende dal vestito. Come state il genio che ho voluto, ma allargate i bastini a seconda di come ci trasite. No, niente. No, è che noi donne col tempo ci facciamo sempre un po' più grosse, mettiamo sempre su qualche chiletto. Maledetta! Se dovete stare bene ve lo devo stringere nel corpetto. Questo vestito tu hai da pieno, largo. E prima eravate guaglioncella, forse adesso vi starete avviando verso lo sviluppo. O dolevano zuzzillavo, ma non essere ridicolo e non ti fa sputto. Adesso cosa hai fatto? E a te che te l'hanno Ma ci vuoi dire passare che mo ti accumulare? Ci vuoi dire Maestà, a proposito di gioielli, io vi devo confessare una cosa, però non vi dovete arrabbiare, promettete che non vi arrabbiate. Non mi arrabbio. È una cosa che abbiamo fatto insieme io e vostra moglie la regina. Che ha fatto? Non l'abbiamo fatto apposta, però maestà glielo dobbiamo dire perché queste sono le cose che gli uomini, i mariti sanno sempre per ultimi e lo vengono sempre a sapere dalle malelingue, invece è meglio che glielo diciamo noi. Sì, è vero. Te sappiamo noi, che da certi personaggi che girano un po'. Se posso sapere che hanno fatto, ma tu! È capitato, eravamo soli a corte, io e la regina. Nessuno ci vedeva, nessuno ci guardava, nessuno ci ascoltava. Ci è venuta voglia di farci una bella e ce la siamo fatta! Come? Ti sei fatto una bella con un genere? Sì, ci siamo fatti una bella, sì, però non vi arrabbiate, voi mi avevate promesso che non vi arrabbiate. Ci siamo fatta una e adesso ci è piaciuto così tanto che ci vogliamo fare due belle, ci vogliamo fare un sacco di belle alla faccia di tutti gli invidiosi. Ma che le gattino? Ma fa la bella pure con macchina. Non avevo finito, ma a scuola non fa. Ma addirittura tutta questa tragedia per una perla che si fa un cortigiano con una regina. La volete vedere? Ma Sì, facciamogliela vedere. Siamo passare, così non mi arrabbiate più, la vedete non mi prendete più perla. Vogliela vedere, la mia fratello. Ecco qua, vedi? Aperto. Certo, perché scusa, perché voi trovate una bella una femmina è piaciuta con una regina. Ma che si voleva dire? La femmina si fa una bella cotta. E comunque adesso, visto che ci è riuscita così bene, abbiamo deciso di farci un allevamento di pelle, proprio a Palazzo Donnana, quello che sta sul mare. Quello che sta sul mare, tutto pelle. Maestà, ma avete visto quanta ricchezza indosserà vostra moglie la regina? Avete visto? Sapete, Alessandra, la figlia di Giangaleatto, e anche presente anche Valentina, Alessandro e Valentina, le due figlie di Giangaleatto. Neanche loro ebbero in dote tanto bene, tanta ricchezza come vostra moglie la regina. Non si incontrano. Nemmeno loro devono essere ricchezze. Tanti nei loro volessero essere sovrani per portare sti sciacquigli che portano. E certo. Maestà, ma avete guardato bene il vestito che indosserà vostra moglie? Ecco, Questo per me non è un vestito. No. No, io dico che non è un vestito. Ecco. No, è un arazzo. Sì. Per me questo non è un vestito, questo è proprio un arazzo.
E questo è un vestito di seta, tutto intrecciato di fili d'oro e di fili d'argento. C'è voluto un sacco di tempo. Un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta, un filo d'argento, un filo d'oro, un filo di seta. Ma se passa me, c'ho culiata, sto povero! E non è finita qua! Come il quanto? Ogni paio di centimetri ci stanno incastonati tutti dei diamantini piccolini, piccolini, come sono bellini, piccolini, piccolini! Questo vestito che tenete solamente voi! Ma siete sicuri? E certo! E qua la femmina si permettesse di vestiti in questa maniera, io sto subito in galera! Immediatamente. Le leggi suntuali, le leggi contro il giusto parlano chiare. Ha detto pure da sopra il pulpito cardinale che bisogna andare semplici vestite e non bisogna mettere questi abiti di seta. Ah, allora lo fai per conto, che cazzo sei? Le leggi suntuali sono contro i borghesi, gli altri nobili che non sanno stare a posto loro, non certo contro i sovrani. Questo è bello. Maestà, Abbiamo finito? vi dico la verità. Voi siete il sole, siete la luna e siete anche le stelle. E non ci sta una femmina in gomma a questa terra che può essere più bella di voi. Venite, abbiamo finito. Finalmente. Quanto siete bella. Fate un giro da destra a sinistra. Da sinistra a destra. Bellissimo. Adesso possiamo uscire. Ah no! Ho sbagliato una cosa cosissima, ma che ho potuto? Mettetemi a morte, su! Mettetemi sotto tortura! Ho fatto uno sbaglio gravissimo, adesso uscivamo e io facevo una brutta figura! Non sapevo a morte! Mi potete mettere a testa! Non sapete la mia paura! Ho dimenticato! Ecco, la veletta! Ecco la veletta! Ha pigliato un buffo. Vorrei chiamare qui sul palco due persone senza le quali questo spettacolo non sarebbe stato possibile in questa forma. La coreografa Floriana Cafiero e il maestro Stefano Pusiello, che è l'autore delle musiche tutte originali di questo spettacolo. Carlo Alfaro e noi ci andiamo a cambiare perché stiamo sudati, altrimenti non stiamo tirando mani.